e si è inventato una cosa meravigliosa che si chiama 60 secondi. Ed è per la prima volta, esce dal video, perché poi sta gente vuole stare sempre in tuo video, se io non lo becco per strada e ci dico no, ora tu vieni in diretta live, per la prima volta lo farà dal vivo. È molto più semplice la cosa in realtà, vivo fuori a 16 anni. Vive fuori Palermo. 16 anni e vivo lontano da Palermo in questo momento in Irlanda e ci siamo beccati 2 giorni fa per caso in corso Vittorio Emanuele e mi ha detto oh, stiamo facendo sta cosa, la fai? Siccome io ho sempre fatto tutto così nella mia vita, cioè vabbè come finisci in Ora a Dublino parlano tutte palermo. tutti più o meno sì. E allora ho detto ma facciamo a menteriese. Allora i Suca ancora ci stiamo lavorando. Però volevo fare una premessa. Io quando ho iniziato 60 secondi avevo iniziato così, cioè io nella mia vita sono un linguista, faccio tutt'altro. Disse, oh però sta cosa in siciliano non si conosce, a me non si dice. Allora ho detto, faccio, ho fatto i primi 4 video in bianco e nero, con questa faccia. Iper zoomata, si vedono tutti i defetti. Se a me mi interessa, se io li metto online, e come finisce se fuori? E a finire che ne ho fatti 200. Io metto adesso, però non li scrisse manco uno. Sono tutti improvvisati, io mi metto davanti alla telecamera, fino a quando me ne esce buono io lo faccio. E quindi io non posso leggere. Gli altri sì, io vado senza il supporto della lettura. E ho detto, visto che Tigre mi tocca, io devo fare una cosa, devo fare il primo 60 secondi che ho creato io di pugno mio, che racconta come secondo me è nata la Sicilia. Si chiama Etna e Pellegrini. E dice che tanto, quando c'era solo terra, non c'era nel mare né niente. C'erano due cucine che si volevano bene, però si inquadravano tutte in nada. E te diceva, che sognavo te, vedi, ci diceva, io sogno più culto, però sogno beato. E facevano così tutta in nata, insieme a quando un giorno sogno la terra, si rompisa, che te dicesse, oh! E ora hanno iniziato 7 anni a tu, a così un po' essere più. Ora io rompo tutta questa terra, vinco chi ne chiede l'acqua. E vi metto una banna e una all'altra banna di sale. E arrivo l'acqua. Ma quanta! E se le cucine si allontanano sempre più assai, si chiamavano, non si sentivano, si chiamavano, non si vedevano. Insieme a quando un giorno noi da tanto era disperata e tanto era arrabbiata che si mise a piangere e ci metteva fuoco la chiesa. E il suo fuoco ci cadeva in chiesa e i cristiani era una città che si chiama Catania. E dopo lo piangeva perché dopo lo ci sedeva. E ci si staccavano un palatuna che ci cadevano in chiesa e i cristiani era una città che si chiama Palermo. E i serucucini si chiamavano, ma non si sentivano. Insieme a qua non cristiano, scendeva a Mondello con una giornata che non c'era manco una nuvola in cielo. E vede che i cucini si stavano tagliando e si potevano parlare ancora. Perché in Mondello c'è un punto esatto di onde si vede l'Etna perfettamente. E quando non c'è manco una nuvola in cielo, è una dannata che a Catania e Palermo non si scegliano. E sono comparati. Ora sapete come nasce la Sicilia? Ma lo sapete perché la Sicilia si chiama Sicilia? Si dice che tanto tempo fa nasce una picciridda in Libano e questa picciridda però nasce con una Maria. Arrivò un indovino, un sacerdote, un oracolo e ci disse che sei pisciuttello a 15 anni, muore. I genitori ha scantato ma tutti i genitori dicevano mia figlia muore, manco una scia, che va a fare? E un padrino, l'oracolo, non so come era, ci disse mettete la macchina e fate la io. E a così fece il genitore, che non c'è una misura, una vai così, sapesci da sola. Io viene tutto, sapesci sulla, insieme a qua, a un certo punto, un metto un isolotto bello, un pochino di frutta. Inizia a spiegare per il moccare. E come se fa una arina bella per riposare, già compare un picciottirello e la vita, che era fissa. E ci sei, scusi, ma lei chi è? E ci sei, io sono la principessa Sicilia, scappavo da lui e arrivavo qua. E ci disse, noi ci siamo qua, eravamo assai, però ci fu la piezza e moriremo tutta, pensavo solo io. Ora rubi sciuttette, a 15 anni, sole, una spiaggia che fa? È giusto? E fu così che a terra che ci fu una peste mortale
piano piano ha cominciato a popolarizzare e spuntare cristiani, cristianuzzi, insieme a quando tutte queste figlie si ritrovano con questa madre nella stessa spiaggia, ma ormai era vecchia questa mamma, e ci dissero, ma tu sapevi, omaggio a te per tutto quello che facessi per questa terra di oggi in poi si chiama Sicilia, ed è così siamo una leggenda che aveva un suo nome in questa terra, venisse come una scia a Sicilia, venisse parla un nome della Sicilia, parliamo di Monte Pellegrino e stiamo parlando della Santuzza. E allora vi conto quando io nel 1625 un paestoriello se annacchiano a Piera a Monte Pellegrino, ma non perché sapeva che era tagliata in maluzze, se voleva il caro, tu che sa, lo si voleva ammazzare, perché solo che abbiamo voluto la peste, abbiamo voluto chiedere la peste prima, e i cristiani continuavano a morire la peste in Sicilia. Però ci accompagnò una picciuttetta e ci disse, ma chi sta facendo? Vieni con me, che ti fare vedere una cosa. E scendendo per la valle aeroporto, ora, pensateci buono, hanno avuto banne, hanno un Grand Canyon, nomi epici per le montagne, e noi diciamo, la valle aeroporto è Monte Pellegrino, e chi in Palermo siamo a questo. Scendendo per la valle aeroporto ci disse, io sogno Rosalia Silvia, e io ho sta su carabina, va picchiala e poi te ne giù in città, che la peste se ne va, e a questo è. E qua così che arrivò finalmente un miracolo e finalmente Palermo celebrò la Piesa. Ma chi sono un nome come miracolo di Santa Rosalia? Perché Santa Rosalia ne dice uno ancora più grosso. Santa Rosalia è madre per tutti in Palermo, pure per cui non c'è niente. Io sono mio religio, io non c'è niente. Ah così, per me non c'è niente, però c'è la Santuzza. Perché Santa Rosalia è madre per tutte noi. E noi in Palermo la rispettiamo come se fosse la madre di tutti. Santa Rosalia ci vuole un bene. Ecco chi sto ringrazio a tutti e ringrazio soprattutto a Dario Castro. Fisicamente siamo